Diciamo che le persone sono molto sconvolte, demoralizzate e non sanno cosa fare né come prendere la situazione. Adesso vediamo, cerchiamo un po' prima di rasserenare le persone e dopo prenderemo la decisione come comportarsi per le riparazioni. Saranno comunque riparazioni un po' molto lunghe, ci vorrà tanto tempo perché le macchine sono tantissime. Mai vissuta una cosa del genere? Da quando il maltempo si è abbattuto sull'Alta Marca, i centralini delle carrozzerie sono andati in tilt, parabrezze implosi, finestrini rotti, ammaccature profonde. Qui siamo a Maser, qualche sostituzione è già in corso, ma le auto distrutte raccontano di tante tragedie sfiorate. In alcuni casi i tettucci sono stati sfondati. La reperibilità dei ricambi di sicuro sarà molto più lunga del previsto, insomma. Se prima era 2 giorni, adesso anche una settimana, anche 15, 20, non si sa. E probabilmente le ferie non aiutano in questo, magari No, le ferie no, non aiutano in questo perché manca pochissimo a Ferragosto, quindi anche con i fornitori non sarà così facile. anche con i fornitori non sarà facile. Ore complesse anche per le compagnie di assicurazione e gli agenti sul territorio. Anche qui per la mappatura dei danni e per le varie procedure ci vorrà del tempo. Da stamattina alle 7 da casa hanno incominciato a chiamare, ma giustamente i danni sono tanti, non solo sulle macchine ma anche sui fabbricati industriali e non. E quindi fotovoltaici e tutta sta roba mette in pensiero la gente, chiedono, siamo assicurati, è tutto a posto, perché comunque sta diventando una costante questa, insomma, ecco, perché ogni anno c'è sta roba. Abbiamo incominciato la settimana scorsa e adesso guarda, questa e non è finita.